Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Incontro questa mattina a Trieste tra i 4 prefetti regionali, la Giunta e la Protezione Civile per dar via ai lavori dell'unità di crisi che si occupa dell'accoglienza dei profughi ucraini. Diversi punti già sul tavolo, come le strutture a disposizione, l'inserimento scolastico e la gestione sanitaria. Da una parte i 4 prefetti regionali, Vardè di Trieste, Marchesiello di Udine, Ricciardi di Gorizia e Lione di Pordenone. Dall'altra buona parte della giunta regionale con il presidente Federica, il vicepresidente Riccardi e gli assessori alla sicurezza Roberti e all'istruzione Rosolen. L'unità di crisi per l'accoglienza dei profughi ucraini insediata a Trieste dovrà occuparsi di una lunga serie di aspetti che toccano tanti punti della quotidianità. Non solo infatti di accoglienza si parla, ma anche di inserimento scolastico e di gestione sanitaria, oltre che del rafforzamento delle strutture di primo contatto ai valichi di Coccao e Fernetti. L'unità di crisi sarà costituita dal Presidente della Regione assieme con i prefetti e le strutture regionali di sicurezza, sanità e protezione civile. Mentre è naturalmente una componente che coinvolgerà anche l'organizzazione dei rappresentanza dei sindaci. Mentre poi ci sono i 2 presidi dei confini che dobbiamo ampliare anche perché i flussi si stanno intensificando, quindi le genere di prima necessità, le condizioni naturalmente per l'identificazione delle persone che arrivano. Poi c'è il problema della sicurezza sanitaria, quindi al momento stiamo valutando una struttura di un hub sanitario, questo nella fiera di Udine, che si affianca all'altra attività che abbiamo per poter organizzare tutta l'attività di anagrafe sanitaria, del tampone e dell'eventuale a fronte di disponibilità dei vaccini per le persone che sono arrivate. È partito questa mattina presto, diretto al confine tra Romania e Ucraina, il secondo convoglio di farmaci e dispositivi medici dalla sede centrale di Palmanova della Protezione Civile regionale. Lo rende noto con un tweet il vice governatore con delega alla sanità Riccardo Riccardi, precisando che gli aiuti sono stati organizzati dalla sanità regionale con il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il contributo delle regioni. 7 profughi ucraini sono stati accolti ieri sera a Udine dopo essere giunti con la carovana della speranza organizzata dalla trasmissione Le Iene. Si tratta di una famiglia composta da 5 bimbi, una madre e una nonna. Il nucleo familiare è stato accolto alle 19 dal sindaco di Udine Pietro Fontanini e dall'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Dopo il tampone il gruppo è stato trasferito alla casa albergo ai Faggi, struttura della Quiete, dove ora rimarrà per 5 giorni in quarantena. La collana umanitaria formatasi sabato pomeriggio nel parcheggio dello stadio Friuli aveva visto partire almeno 50 veicoli, una corriera diretta verso la città polacca di Pripyat, al confine con l'Ucraina, con l'obiettivo di trasportare profughi in fuga dalla guerra in maniera gratuita e altruistica. Uno slancio di generosità che aveva coinvolto alcuni friulani e diversi cittadini giunti da ogni parte dello stivale, tra i quali ricordiamo una famiglia partita da Salerno. Le cose però non sono andate esattamente come nelle speranze del conduttore, Ismaele Laverdera, e della redazione Mediaset. Al confine con la Polonia, infatti, la carovana ha incontrato alcune difficoltà tra diffidenza e sfollati che avevano già trovato un luogo dove andare, un mezzo per il trasporto, problematicità non preventivate che hanno costretto lo stesso conduttore a posticipare il ritorno per attendere persone con esigenze differenti. Non c'è niente di più dittatoriale dell'umanità. Se continueremo a votare con questo metodo, l'Unione Europea non avrà mai forza, ma quando si comincerà a votare a maggioranza qualificata potrà scaricare a terra tutta la sua potenza economica, tecnologica e democratica. Lo ha detto all'ANSA Andrea Illy, presidente della Illy Caffè, rispondendo a una domanda sul pericolo che l'Unione Europea rimanga schiacciata tra USA e Cina anche sulla scorta delle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina. Penso che l'Unione Europea abbia la forza per non restare schiacciata. Siamo il doppio dei cittadini rispetto agli Stati Uniti, abbiamo un PIL molto più grande, quindi la vera forza che l'Unione Europea deve conquistare è quella politica, ossia di andare all'unisono secondo i principi della democrazia.
Siamo alla cronaca. Dopo la rottura della loro relazione, un 43enne ha preso di mira la sua ex pordenonese, perseguitandola pesantemente sul posto di lavoro e a casa, fino a minacciarla di morte. L'uomo, già condannato per stalking, è stato arrestato. Insulti, atti isterici, vandalismi fino a esplicite minacce di morte. A tanto è arrivato un 43enne di origini piemontesi che, non accettando la fine della loro relazione, si è scagliato con furia verbale e fisica verso la ex compagna, una donna del Pordenonese. Una relazione turbolenta da tempo, quella dei due, sfociata già in passato in un divieto di avvicinamento, in un susseguente patteggiamento a una condanna a 10 mesi di reclusione per il reato di stalking proprio nei confronti della sua compagna. Il mese scorso, dopo che la donna ha deciso di troncare definitivamente la relazione, avvicinandosi sentimentalmente a un altro uomo, il 43enne ha perso la ragione, andando più volte sul posto di lavoro della donna, una sala giochi, insultandola e giurandole di farla fuori, prima di appoggiare le natiche sulla vetrata del negozio in segno di sfregio. Non contento, l'uomo ha anche rigato la carrozzeria e tagliato le gomme dell'auto della ex, dopo aver divelto la recinzione di casa e tagliato i fili della videosorveglianza. Dopo la denuncia e le indagini della squadra mobile della questura, il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto la custodia in carcere per l'uomo, che nel frattempo si era rifugiato da alcuni parenti nel comune d'origine a Domodossola, dove è stato rintracciato e arrestato. Ora si trova nel carcere di Verbania. Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica rilevante il potenziale impatto della guerra in Ucraina in termini di effetti indiretti sulla propria attività. Proprio quando sembrava essere arrivato il momento della ripartenza post-Covid, l'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e il conflitto a est mettono a rischio la ripresa. L'analisi emerge dall'osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research. Le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, spiega il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo 2 anni di pandemia. Del resto, l'aumento abnorme delle bollette energetiche, dei costi dei fornitori, i consumi che non ripartono, pesano sui conti delle imprese, con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e mortificano il potere d'acquisto delle famiglie. Viviamo una congiuntura di rinnovate criticità, aggiunge il presidente regionale di Confcommercio Giovanni D'Apozzo, con i colleghi presidenti di Gorizia Madrid, di Pordenone Pillone, di Trieste Paoletti. Eppure veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Friuli Venezia Giulia. È stato riconsegnato all'ente regionale patrimonio culturale dai Carabinieri un ritratto fotografico autografato di Gabriele D'Annunzio, rubato a Gorizia nel dicembre 1992. Il ritratto era stato consegnato alla stazione dei Carabinieri di Gorizia a Montesanto da un trevigiano che sosteneva di averlo trovato non lontano, abbandonato lungo un marciapiede. L'intervento del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri insieme all'ERPAC ha permesso di risalire all'origine della fotografia scattata proprio a Gorizia nel 1902 e firmata dal poeta. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana lancia l'allarme siccità. L'atipico inverno che si sta concludendo, praticamente del tutto privo di piogge, ha fatto registrare un calo delle precipitazioni nell'ultimo trimestre superiore al 40% della media del periodo, peggiori delle già difficili annate 2012-2019. Il picco è stato raggiunto nella stazione di Udine con 150 mm di pioggia tra dicembre e febbraio, il 48% in meno rispetto alla media. Particolarmente preoccupante, secondo il Consorzio, è la situazione del tagliamento, con la necessità di misure straordinarie di razionamento a fine marzo per la riapertura dei canali. E ritorna questa sera allo Scrigno la trasmissione di Telefriuli dedicata alle tradizioni e realtà del territorio. La puntata in onda questa sera a partire dalle 21 sarà dedicata allo Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele. Siamo nella sede dello Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele e da qui riparte questa sera alle 21. Ci siamo, vogliamo raccontarvi il Friuli che conta, il Friuli che spinge sulla cultura e sulle tradizioni popolari. Chiaramente questa è una trasmissione che va avanti da tanti anni, da più di 15 anni, e quindi volevamo ripartire alla grande. Ci saranno ospiti i ragazzi dell'Isis Manzini, i futuri geometri, che per 2 sabati hanno frequentato questi luoghi. Sì, è molto importante, soprattutto la parola geometri, perché la scrittura è tante cose, alchimia,
arte, cultura e soprattutto è anche geometria, e la differenza fra geometra e geometria è solo una I. Allora, da San Daniele solo per il momento è tutto. Ci vediamo puntuali questa sera ore 21 col ritorno dello Scrigno. Siamo molto contenti che sia stata assegnata a Tarvisio anche questa importante manifestazione sportiva, superando altre località italiane molto blasonate. A dirlo il presidente della regione Fedriga durante la presentazione della 44esima edizione del Gran Premio Giovanissimi. Il governatore Fedriga ha presentato il Gran Premio Giovanissimi che si terrà a Tarvisio dal 18 al 20 marzo, un grande momento di sport per promuovere il nostro territorio e la nostra montagna, ma anche per riaffermare i valori più alti dello sport in un momento così difficile. Sì, intanto per quanto riguarda diciamo proprio la competizione in sé, sono contento che Tarvisio abbia vinto anche l'assegnazione di questo evento importante, anche rispetto ad altre località molto blasonate, molto affermate, quindi evidentemente il Friuli Venezia Giulia, le nostre località turistiche e di montagna sono molto attrattive e stanno venendo sempre più riconosciute a livello nazionale. E poi sono contento perché soprattutto è una competizione che riguarda i bambini che è da 7 a 12 anni, e quindi quei valori dello sport sono fondamentali per creare la comunità di domani. Adesso non voglio banalizzare la situazione internazionale che è drammatica, però penso che attraverso lo sport, dove c'è un confronto, una competizione, però basata sull'incontro, sul dialogo, sulla pace, sulla capacità di saper perdere anche e sapersi rialzare, spero che i ragazzi che oggi competono possano insegnarci nel futuro cose molto diverse da quelle che gli stiamo insegnando noi, con una guerra che si affaccia all'Europa e con le bombe che cadono su quegli stessi bambini che dovrebbero costruire la società del domani. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.